tipo di caratteristiche ha il territorio che ci ospita, potrai capire anche come ti devi comportare in futuro per preservarlo, per difenderlo. Quindi poi nel caso specifico del Gleno mi accorgo che al di fuori della Val di Scalve, che è stata direttamente toccata, non si sa nulla. Cioè sembra che questa cosa, nonostante non sia vecchissima, perché ha 90 anni, insomma, non è una roba medievale, si ignora completamente che nel 23 è crollata una diga facendo 350 vittime o più. Va bene che la Val di Scalve è distante dall'angolo più remoto della provincia della Bassa, però la musica può andare a far leva su una parte della nostra emotività che può persino convincerci meglio di qualsiasi dato scritto su un libro, perché certe cose lette appaiono comunque un po' fredde, un po' impersonali, un po' non particolarmente efficaci per convincerci di... A volte invece facendo leva sulle emozioni riusciamo a convincere di più che non dando dei dati oggettivi, che per carità sono innegabili, ma che non hanno lo stesso potere penetrativo. Le testimonianze raccolte dagli anziani, che purtroppo oggi non ci sono più, sono di un'intensità inarrivabile e sono anche di una bellezza inarrivabile. Parlo di una bellezza artistica, chiaramente, a prescindere da quello che loro raccontano. E tu capisci dalla loro espressione che loro stanno rivedendo queste immagini che nessun racconto mai sarà in grado di mostrare in maniera migliore, perché veramente probabilmente non ci si rende conto di che cos'è un disastro del genere. L'unico paragone che abbiamo è quello con il Vaillant, però si parla veramente di un orrore che raccontato non è la stessa cosa. Cioè trovare una gamba, trovare una testa, trovare un braccio e non sapere di chi è, trovare persone che fino all'altro ieri convivevano con noi, nel senso vivevano nello stesso paese, trovarle completamente denudate. Anche solo il racconto dell'aria, dell'onda d'urto che arrivò prima della massa d'acqua è un qualcosa che nessuno di noi può aver mai provato nella vita. Che cosa vuol dire farsi investire da questo vento potente che ti toglie i vestiti da addosso e che annuncia l'arrivo dell'acqua. Le particelle nebulizzate che formano una nebbia talmente strana quanto rara in un posto del genere. O la descrizione del rumore, quando provano a dire che tipo di rumore si sentiva nel momento in cui quest'acqua scendeva. Parecchio di quella diga è ancora in piedi e si mostra in tutta la sua macabra magnificenza, ed è un po' un monito, se vogliamo, un monito che però ancora oggi corre il rischio di cadere nell'oblio. Cioè la diga è l'esempio di come la logica del profitto spesso superi quella del buonsenso. Non dico che questa diga non andasse costruita, perché poi insomma certe leggi dell'economia, della sopravvivenza, diciamo, impongono dei compromessi agli uomini. Non si può avere tutto, cioè stare bene da un punto di vista economico e rispettare proprio tutte le leggi della natura. Il Bepi è un cantautore, un rocker, a seconda di come lo si vuol dipingere, che da una decina d'anni circa
canta in dialetto bergamasco il territorio bergamasco, interpretando il territorio bergamasco, cioè intendendolo come luoghi, ma anche come gente, come situazioni. Insomma, il fine del Bepi è cantare il territorio in tutte le accezioni che la parola può avere. Io quando devo sceglierne una che proprio mi si mette all'angolo, scelgo sempre Gleno. Ma scelgo Gleno non perché Gleno sia più bella delle altre, perché Gleno mi è costata una fatica immensa, ci ho impiegato più di un anno a costruirla. È una canzone che non è una canzone, è un quarto d'ora dove c'è musica classica, dove c'è musica sacra, dove ho dovuto arrangiare tutti i cori, tutte le parti di archi. Ho dovuto andare in Val di Scalve, adesso magari parleremo di che cosa è successo al Gleno. Ho dovuto andare a raccogliere tutto il materiale per non commettere delle inesattezze storiche. Insomma, è stata un'operazione molto lunga di ricerca, di costruzione, prima ancora che di mera esecuzione. Fatemi capire, quanti di voi hanno mai sentito nominare la parola Gleno? Uno, due, pochi comunque. Adesso quanti saremo qua oggi? Un centinaio? A meno forse. Sì, un centinaio. Un centinaio. Allora, il Gleno, non vergognatevi se non lo sapete, perché è sempre così. Io ovunque vado faccio sempre questa domanda, la risposta è sempre questa, la percentuale è sempre questa. Il Gleno, quei pochi che lo conoscono mi dicono è il carcere, perché il carcere è via Gleno, oppure è la casa di riposo. Ma il carcere e la casa di riposo via Gleno prende il nome da una valle che si chiama Valle del Gleno, che a sua volta prende il nome da una montagna molto alta, è quasi 2500 metri questa montagna, che è il Monte Gleno. Questo monte domina la Valle di Scalve, per l'esattezza il paese di Vilminore. All'inizio degli anni 10, e parlo del secolo scorso, noi dobbiamo immaginare una realtà molto diversa da quella nella quale oggi viviamo. Una realtà dove per esempio non c'era la luce. Voi immaginate che cosa sarebbe casa vostra senza la luce? Abbiamo parlato di internet fino adesso, ma se mica la corrente, a parte il telefonino che comunque ricarichi ancora con la corrente, non vai molto distante. 100 anni fa la luce non c'era. C'era in pochissime case, che di solito erano chiese, le prime ad essere illuminate sono state le chiese, e questa luce da dove arrivava? Arrivava dall'energia idroelettrica, l'energia prodotta dall'acqua che muove la turbina e la turbina accende la lampadina. È lampante la differenza tra uno scalvino e un seriano. Però come portavoce ideale della cultura bergamasca in musica, da quel punto di vista mi sento molto vicino invece, proprio perché, innanzitutto perché la Valle di Scalve, pur con tutte le sue differenze, rimane comunque simile al contesto che io vado descrivendo. E in seconda battuta perché l'aver ospitato, suo malgrado, la più grande tragedia della nostra terra mi obbliga di fatto moralmente a non poter far finta che la Val di Scalve non ricopra questa importanza. Ma non solo per il Gleno, per le miniere, per un sacco di cose. L'Al de Scalf la sud, dalla via Mala al Viviu,
a trafo di muc montu de fere vagu, l'aito dolme pare la me di me fradei, l'estado sbugia prede e sbuta carei, signori me penser gare sei desperchiades, se mio pertuci me che gogio e furenial des, ol pret la dit che me mia preoccupas, ma ol me cœur ormai ol cognose e ol me la gramian pas. Ol parer me che il dioter, ol che la domandanni più, chi che ha più di genda sensimo coler o su, ol pief il mio trigalo, e l'ac sulla buec o il seguito cresse, dol mur che gasso al gleni ve fo di fium, isposto li corne, i buso il bitum, morsenti ol petasalti ol disle mio normal, e più rivadricendo il povo i fanda la central.